il pianeta più desolato dell'impero e il pianeta più prezioso dell'universo. Perché qui, e solo qui, si trova la spezia. La spezia annulla lo spazio. Senza di essa cesserebbe ogni scambio commerciale nell'impero e cesserebbe la civiltà. Arrakis, Dune, il pianeta della spezia, il più grande tesoro dell'universo. E chi controlla la spezia controlla i destini dell'universo. I computer umani si recino negli impianti fusione. I tecnici supporto vita si preparino alla partenza. Questa partenza per Arrakis avviene in un momento delicato per la casa Atreides. Vostro padre dovrà provare la sua lealtà verso l'imperatore. Non dimenticate, Paul, che la nostra società è un intricato groviglio di forze contrapposte. Il nostro impero è sorretto da una triade politica, la più instabile delle strutture. Ed è molto labile l'equilibrio di forze tra la casa imperiale, il congresso delle case reali e la teoricamente equidistante gilda spaziale, forte del suo assoluto monopolio del commercio interstellare. E a complicare ancor più la situazione, le continue faide. Il dottor Yui ne sarà contrariato. Sono contrariato anch'io. Attenzione, partenza da Caladan programmata per le ore 010:00. Non è facile lasciare il proprio pianeta. Perché non provi a considerarla un'avventura? Una bella e grande avventura. Come puoi chiamarla avventura? Lasciare casa nostra, il nostro mondo, per andare su un arido globo di sabbia ai confini del nulla. Sei figlio di un duca, Paul. Hai doveri e responsabilità. E come potrei dimenticarlo? Ogni giorno mi nutro delle mie responsabilità a colazione e dei miei doveri a cena. Il sarcasmo non ti si addice affatto. Ho bisogno di vedere mio padre. Anch'io. Attenzione.